Buonasera da Sicilia 24, i titoli. CGIL Will contro Italia, la spesa sociale e le misure economiche del governo. In Sicilia scendono in piazza studenti e lavoratori. Aggrediti ed impauriti, non si ferma la violenza contro gli autisti AMTS a Catania, mentre i dirigenti e l'azienda sollecitano più controlli. A Sicilia 24 Focus, il sindaco di Catania Trantino annuncia l'installazione di autovelox sulla circonvallazione per scongiurare altri incidenti mortali. Caro voli, arrivano altri 5 milioni per gli sconti sui biglietti, la compagnia ITA raddoppia nel periodo delle festività di Natale i voli. Bimbo appena nato, abbandonato a Ragusa, dopo 3 anni deve tornare dalla madre naturale. La mamma che lo ha in affido rompe il silenzio sulla decisione del Tribunale di Catania, nostro figlio vittima di un doppio abbandono. I miei 2 papà mi hanno insegnato la vita, in una lettera l'accorato appello di una 17enne che chiede di essere legalmente affidata a Marcello e Gianluca, la coppia di ballerini palermitani con i quali ha vissuto per 4 anni. L'attore Flavio Insin lancia un video appello contro la chiusura del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Le speranze dei genitori dei piccoli pazienti riposte nell'incontro con il presidente Schifani domani. Calcio, Lucarelli pronto all'abbraccio del Massimino. Il tecnico livornese non crede alla crisi della Turris. Nuovi compiti per Chiricò. Da lui mi aspetto qualcosa di diverso. Bentrovati a Sicilia 24, in apertura lo sciopero generale anche in Sicilia. Lavoratori e studenti sono scesi in piazza, chiamati a raccolta dai sindacati CGIL e UIL, critici sulla politica regionale e per protestare contro la manovra finanziaria nazionale. Francesco Triolo. Il diritto dello sciopero è sacro! Governo ladro e bugiardo! Bandiere, striscioni e slogan anche in Sicilia, ma in scena lo sciopero generale di CGIL Will senza la CISL, deciso dopo il braccio di ferro con il governo. Catania, Palermo, Messina, Agrigento. La protesta è per contestare le politiche economiche e sociali fino ad ora messe in campo dal governo. A Palermo sit-in davanti al Parlamento, tra Piazza Politeama, il Teatro Massimo e l'Ars. A Catania il concentramento è davanti alla prefettura, così come ad Agrigento, mentre a Messina è sotto la sede dell'INPS. Questa manovra non guarda ai bisogni veri di questo nostro paese, nessuna risposta su previdenza, fisco, ma soprattutto è una manovra che non guarda ai ceti e ai soggetti più deboli, non guarda alle aree più deboli, nulla per la Sicilia, nulla per il Mezzogiorno. I pensionati che sono il bancomat del paese, i contratti che non vengono rinnovati nel pubblico impiego, e un governo che non ascolta, forse ascolterà le centinaia e migliaia di persone che oggi sono in piazza. Dalla sanità alla scuola, all'università, alle poste, i lavoratori chiedono misure per combattere il caro vita che dimezza gli stipendi. A fine mese ci arriva stringendo i denti e cercando di eliminare non le spese superflue, ma di mantenere solo, diciamo, il minimo, quello indispensabile per sopravvivere. Siamo in tantissimi, saremo in tantissimi anche il 20 a Siracusa, siamo stanchi di questo governo, stanchi di questa manovra. Siamo tutti qua a manifestare. Stop anche al trasporto pubblico locale, ridotto a 4 ore, fermi bus, metro, treni e traghetti, escluso dallo sciopero il trasporto aereo. Lunedì a Siracusa è in programma la manifestazione regionale che sarà conclusa dal leader nazionale della UIL Pierpaolo Bombardieri. Aggrediti ed impauriti, non si ferma la spirale di violenza nei confronti degli autisti AMTS di Catania. Siamo al tiro al bersaglio, dicono a microfoni spenti. Intanto i dirigenti dell'azienda sollecitano più controlli delle forze dell'ordine e pensano a un incremento dei vigilantes a bordo dei bus. Tonino De Mano. Minacce, aggressioni verbali e fisiche, addirittura 3 autisti mandati in ospedale in meno di un mese. Tra le tante emergenze di Catania emergono gli episodi di ordinaria follia ai danni del personale AMTS. Poca voglia di parlare e tanta paura per gli autisti. Per loro guidare un autobus a Librino, Onesima o in pieno centro equivale ad andare in trincea e a combattere. Siamo al tiro al bersaglio e non ci sentiamo al sicuro. Questa è la frase di molti autisti, detta sottovoce e comunque lontana da microfoni e telecamere su disposizione dell'azienda trasporti. Prende atto della situazione invece il dirigente dell'area produzione di AMTS
AMTS Salvatore Capri, che sollecita controlli ed una maggiore presenza delle forze dell'ordine. Siamo esposti a questo tipo di situazioni. Noi cerchiamo di combatterle non direttamente in realtà, però attuando un servizio anti-evasione anche con l'ausilio di personale di vigilanza esterno, però è chiaro che con le nostre risorse non riusciamo a coprire né tutte le linee né tutta la città. 3 episodi in 29 giorni, l'ultimo innescato ad un extracomunitario che ha preso a pugni l'autista del 538 perché si era rifiutato di farlo scendere fuori fermata. Cos'altro deve ancora accadere al personale dei servizi di linea AMT prima che siano applicate le giuste misure di tutela della sicurezza? Questa l'amara riflessione dei sindacati, mentre da più parti arrivano attestati di solidarietà che da sola però non basta per rassicurare il personale AMTS. Presto autovelox lungo la circonvallazione di Catania. A dare la notizia a pochi giorni dalla morte della studentessa Chiara Dorno e dopo un vertice in prefettura, il sindaco di Catania, ospite di Sicilia 24 Focus. Il primo cittadino è intervenuto anche sull'ultima aggressione che vi abbiamo appena raccontato, avvenuta a un autista dell'AMTS. Sentiamolo. La prefettura ci ha subito autorizzato per l'installazione degli autovelox fissi che diventano il principale deterrente alla mancanza del rispetto di velocità e quindi alla violazione del divieto dei limiti, e adesso pertanto provvederemo a farci finanziare l'acquisto per poterli quanto prima installare. Sindaco Trantino, come risponde al personale MTS che è giustamente preoccupato? Insomma, è una cosa molto grave questa. Stiamo attenti perché si tratta di fenomeni degenerativi che comunque non sono caratterizzati da una inclinazione alla violenza, molto spesso si tratta di alcuni pazzi, alcuni dissennati, quindi non vorrei che da alcuni di questi fenomeni, pur preoccupanti, pur inquietanti, possa insorgere il timore di una prassi che poi dia adito a chissà quale tipo di fenomenologia allarmante. Io, per quel che mi riguarda, cercherò di fare qualcosa, anche gesti simbolici, anche dedicarmi una mezza giornata per stare tutta una mezza giornata sugli autobus a fare avanti e indietro, per far vedere che comunque la città, nella persona del sindaco, è vicina agli autisti. Sono piccoli gesti. Per quanto riguarda gli interventi della polizia, per quanto riguarda gli interventi dei vigilantes, in un mondo perfetto sono tutte cose che si possono fare. C'è una questione di costi, c'è una questione di sostenibilità. Certo è che bisogna dare una mano oltre la semplice solidarietà verbale a questi autisti, perché non possono essere lasciati soli. E ci sono altre novità sul fronte caro voli. Intanto da Roma arrivano più soldi alla Regione per far avere ai siciliani più sconti per quanto riguarda i biglietti aerei, e intanto la compagnia ITA ha annunciato che nel periodo delle feste di Natale raddoppierà i voli. Sentiamo. Anche Ita Airways ha aderito all'iniziativa lanciata dalla Regione Sicilia, che prevede uno sconto sui biglietti aerei per i residenti nell'isola. Al fine di agevolare gli spostamenti dei cittadini siciliani durante le prossime festività di fine anno, la compagnia, che nella stagione invernale in corso opera già quotidianamente 14 voli su Catania e 13 su Palermo, ha previsto per il periodo delle feste di fine anno 26 voli aggiuntivi, 14 su Catania e 12 su Palermo. Intanto il governatore Schifani annuncia che la Regione potrà aumentare di 5 milioni e mezzo le risorse da destinare agli sconti sul prezzo dei biglietti aerei per i residenti nella nostra Regione, grazie a nuovi fondi stanziati nel decreto legge proroghe. Per il 2023-24 si potrà passare dagli attuali 27 milioni e mezzo di euro ad un totale di 33 milioni. E adesso torniamo a parlare della drammatica situazione di un bimbo che adesso ha 3 anni, abbandonato alla nascita a Ragusa, affidato a una coppia e che adesso viene rivendicato dalla madre naturale. Il tribunale le dà ragione e dovrebbe appunto tornare dalla madre. Ma sentiamo Luca Ciliberti. Si gonfia la vicenda del bambino conteso a Ragusa. Il piccolo, abbandonato nel 2020 a pochi giorni dalla nascita, è stato affidato a una famiglia con la quale vive da 3 anni e che per il suo bene si è trasferita fuori dalla Sicilia. La madre naturale, che lo ha riconosciuto solo nel 2021, adesso vuole riaverlo con sé. La legge oggi dà ragione proprio alla madre naturale per un vizio di forma riscontrato anche in Cassazione, sollevato dall'avvocato della donna. Il Tribunale dei minorenni di Catania avrebbe commesso un errore. Avrebbe dovuto garantire ai genitori naturali il diritto di ravvedimento.
Il rientro del bambino è stato fissato per il 28 dicembre prossimo. In queste ore sono circolate notizie infondate sul fatto che il piccolo Miele si troverebbe in una località protetta al nord Italia, affidato ad un'equipe specializzata di operatori sociali. La madre affidataria, da noi contattata, ha smentito con forza queste notizie infondate. Il bambino è a casa e sta dormendo nel suo lettino, ci ha risposto. Adesso si ipotizza che dietro le indiscrezioni possa nascondersi qualche manina interessata. È un bambino negato dalla madre, nel corpo della madre, in un secondo momento addirittura il pensiero di abortirlo, e quindi sono tutti messaggi che a livello neurobiochimico sono scambiati tra questa madre, inconsapevole fino al 5° mese lei dice, poi intenzionata ad abortire ma non potendolo fare più perché erano 5 mesi, poi immediatamente dopo che è nato intenzionata a darlo per liberarsene. Allora io credo sia molto importante sottolineare questo, se la visione del caso è bambinocentrica. A questo bambino dopo 3 anni non si può togliere una famiglia che dopo 16 giorni l'ha accolto, 16 giorni dalla nascita, 18 giorni, l'ha accolto e l'ha curato finora. Questo bambino è naturalmente ormai figlio di quella famiglia. E adesso sentiamo lo sfogo della madre affidataria che nei giorni scorsi ha lanciato anche una petizione online per chiedere che il bimbo resti con lei. Sentiamo. Una donna distrutta, che da un lato si chiude a riccio nel tentativo di tutelare l'incolumità di suo figlio, dall'altro vorrebbe combattere con tutte le armi che ha per salvare il benessere del piccolo e della sua famiglia. La mamma di Miele oggi ha deciso di rompere il silenzio con un audio. Nostro figlio non ha scelto di essere il protagonista di questa storia e non gli si può chiedere di diventarne la vittima. Non gli si può chiedere di ricalcolare la sua vita, perché quando hai 3 anni sono tutta la tua vita. Come si può pensare di aggiungere ad un abbandono un altro abbandono? Niente di tutto questo è nell'interesse del minore. Se nessuno in questa nazione riesce a mettersi nei panni di un bambino, se nessuno riesce a tutelarlo, se prevale un sistema adultocentrico a danno di un minore, allora significa che l'Italia ha fallito. Per difendere il bambino e la coppia di genitori affidatari che lo ha fin qui accudito è stata lanciata anche una petizione sulla piattaforma Change.org che ha raggiunto quasi 28.000 adesioni. Se non dovesse cambiare nulla, il 28 dicembre, un bambino sarà spedito forzatamente da una parte all'altra d'Italia, come se fosse un pacco postale. E adesso un'altra storia, anche se un po' diversa. Da luglio aspetta una firma per coronare il sogno di essere legalmente affidata alla coppia di ballerini palermitani che l'ha tirata fuori dalla casa famiglia dove ha vissuto per 4 anni. La ragazza scrive una lettera al giudice minorile: lasciatemi adottare dai miei 2 papà, mi hanno insegnato la vita. Sentiamo. Lasciatemi adottare dai miei 2 papà, mi hanno insegnato la vita. È la lettera che una 17enne scrive al giudice minorile, mettendo nero su bianco tutti i diritti che la giustizia le nega. Aveva appena 12 anni quando è entrata in una comunità per minori, un passato difficile e la voglia di appartenere a qualcuno, fino a quando nella sua vita sono arrivati Marcello e Gianluca, una giovane coppia di ballerini del Teatro Massimo di Palermo. Grazie a loro ha ritrovato la serenità. Sta cominciando a conoscere anche il mondo, sta cominciando a dedicarsi anche ai suoi hobby, sta continuando a studiare e chiaramente anche con qualche aiuto in più, perché chiaramente si cerca e cerchiamo di offrire tutte le opportunità che possiamo avere. La 17enne attende l'esito della sentenza da luglio. La coppia infatti è stata ritenuta idonea all'affidamento del tribunale dai servizi sociali, ma manca l'ultimo atto: la firma al decreto che affidi legalmente la ragazza ai 2. I tanti minori che ancora rimangono in casa famiglia, più si avvicinano alla maggiore età, più cominciano a perdere quella speranza che gli potrebbe consentire di avere una famiglia. La richiesta di aiuto è stata raccolta dalla presidente del Tribunale dei minori Flora Randazzo, che nega l'esistenza di discriminazioni nei confronti delle coppie omogenitoriali, ma solo una questione burocratica. È chiaro che il tarlo si insinua ogni tanto nella mente che possa essere anche un problema più
sociale e politico. Sì. La giovane compirà 18 anni a gennaio e allora il decreto non sarà più necessario, ma per lei ogni mese è prezioso e da vivere con Marcello e Gianluca, che sente essere i suoi genitori. Resta in carcere Silvana Saguto, l'ex magistrato e presidente delle misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, così come il marito Lorenzo Caramma, l'avvocato Gaetano Cappellano Seminara, ex amministratore giudiziario, mentre sarà rimesso in libertà il professore Carmelo Provenzano. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Caltanissetta, che ha rigettato i ricorsi per l'incidente di esecuzione dei legali degli imputati, tranne che per Provenzano, per il quale ha annullato l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale di Caltanissetta. L'ex giudice è in carcere a Roma. Beni per 20 milioni di euro sono stati confiscati dai finanzieri di Catania all'imprenditore Sergio Leonardi. Il provvedimento dopo la condanna definitiva di Leonardi per associazione per delinquere, frode fiscale e altri reati finanziari aggravati dal fatto di aver agito per agevolare il clan mafioso dei Carcagnusi, che fa capo al boss Santo Mazzei. Il PM della DDA di Palermo, Pietro Padova, ha chiesto la condanna rispettivamente a 12 e 6 anni ciascuno di Lorena Lancieri e del marito Emanuele Bonafede, ritenuti i vivandieri del boss Matteo Messina Denaro. La donna è accusata di associazione mafiosa. Bonafede, cugino del geometra che ha prestato l'identità al capomafia durante la latitanza, di favoreggiamento aggravato e procurata in osservanza della pena. Entrambi sono detenuti. Avrebbero accolto in casa a Campobello di Mazzara accudito il padrino ricercato per mesi. La Lancieri sarebbe stata anche legata a Messina Denaro da un rapporto amoroso. E adesso torniamo a parlarvi del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Dopo Fiorello, anche Flavio Insinna lancia il suo appello contro la chiusura del centro di eccellenza. Vediamo. Ciao, sono Flavio, un saluto da Roma, un saluto a tutti i bambini lì nel reparto dell'ospedale a Taormina, dove ho conosciuto il professor Agati, tutto il suo straordinario staff, la sua squadra, tutte le famiglie, insomma tutti. Anche Flavio Insinna si aggiunge al coro dei personaggi del mondo dello spettacolo che chiedono di salvare il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Il popolare conduttore televisivo, figlio di un medico siciliano, ha pubblicato un video dove fa un appello contro la chiusura. Facciamoci sentire con garbo, con passione, dialoghiamo, come ci ha insegnato il professor Agati, dialoghiamo con tutti e così il polo, il reparto, l'ospedale a Taormina non verrà smantellato. Qualche mese fa, come si vede dalle immagini, Insinna aveva effettuato un giro nel reparto in visita ai piccoli guerrieri, accompagnato dal primario, il professore Sasha Agati. L'invito del presentatore è a partecipare alla manifestazione di domani davanti all'Unotels Capo Taormina dallo slogan "Difendiamo la buona sanità insieme". I genitori dei piccoli pazienti, che saranno ricevuti dal presidente della regione Schifani, assieme a cittadini, associazioni e personale sanitario, ancora una volta grideranno il loro no alla chiusura del centro, fiore all'occhiello della sanità siciliana. Bisogna mantenere aperto il reparto, questa è la frase, bisogna mantenere aperto il reparto, che rappresenta un punto di riferimento per tutta l'area orientale della Sicilia, ma anche per la vicina Calabria, perché arrivano anche le bambine della Calabria, ma anche dall'estero, lo sappiamo. Guardate, sta qua, se non mi credete, andate a cercare Renato Schifani. Bene, adesso una breve pausa e ci vediamo tra poco. Eccoci rientrati in studio. Dal prossimo anno le campagne di scavi archeologici nella Valle dei Templi saranno supportate da un nuovo corso di laurea in beni culturali dell'Università di Palermo. Sentiamo il servizio. Ad Agrigento, nel parco archeologico più esteso del mondo, sono stati rinvenuti di recente decine di preziosi reperti, statuette, vasi, busti in terracotta e persino ossa. Nell'antica Kragas riemergono affascinanti tesori che ci raccontano di un'epoca a noi lontanissima, in parte avvolta nel mistero. Per il 2024 la Valle dei Templi sarà luogo di nuove campagne di ricerca accademica, grazie anche al nuovo corso di laurea in educazione e interpretazione del patrimonio storico, archeologico e artistico. Noi vogliamo proporre questo nuovo percorso, nuovo in Italia, non ce n'è nessuno ancora tarato in questo senso, che consenta di
diffondere la conoscenza, la comprensione dei beni culturali a tutti i livelli, dai bambini fino agli adulti per l'educazione permanente, e quindi che ci aiuti a essere buoni cittadini e più legati al nostro contesto territoriale, al nostro patrimonio. Il nuovo corso di laurea segna l'auspicato ritorno della facoltà in beni culturali nella città di Agrigento proprio nell'anno di elezione a capitale della cultura italiana. È stata inaugurata anche in Sicilia, a Siracusa, la prima Casa del Sorriso, gestita dalla Fondazione CESVI. L'obiettivo: dare aiuto e speranza ai bambini in difficoltà. Presente anche la cantante Alexia, testimonial della Fondazione. Collaboreremo con tutti gli attori della società civile qui presenti. È molto importante perché questa casa vuole essere una casa di comunità. Prevenire e contrastare la povertà dei più piccoli è uno degli obiettivi della Casa del Sorriso, inaugurata anche a Siracusa. Strutture come questa, gestite dalla Fondazione CESVI, sono presenti anche all'estero. Questa è la prima in Sicilia. Secondo alcune indagini che abbiamo condotto, qui proprio sul territorio siciliano c'è una carenza di servizi rivolti all'infanzia e rivolti alle famiglie, quindi abbiamo ritenuto importante intervenire proprio su questo aspetto. Un luogo sicuro al fianco di bambini e adolescenti in difficoltà, un treno che accompagna i più deboli verso il futuro, mettendo da parte degrado e abbandono. È un tetto alla speranza per il futuro di questi minori che spesso non hanno opportunità, al di là dell'obbligo scolastico non fanno altre attività, invece la possibilità di frequentare questo spazio dà loro anche un'apertura e uno slancio. Testimonial della Fondazione, la cantante Alexia. Credo che la mia presenza possa aiutare un po' per, in un certo senso, attirare l'attenzione su questi sforzi enormi che fanno. Adesso una breve pausa e poi la pagina dedicata allo sport. E siamo al calcio. Sarà una partita scoppiettante. Queste le parole di Lucarelli in vista di Catania-Turris, un avversario che il tecnico livornese non vuole sottovalutare e che definisce tosto. La vigilia vissuta sul campo per conoscere ed analizzare gli ultimi dettagli prima dell'esordio in panchina contro la Turris. Cristiano Lucarelli ed il suo staff stanno cercando di non lasciare nulla al caso in vista della gara di domani pomeriggio. L'intento è quello di partire col piede giusto per dare slancio e ricreare entusiasmo a tutto l'ambiente, a cominciare dalla squadra. Lucarelli in questi giorni ha avuto modo di approfondire la conoscenza di tutti, confida nel recupero possibile di Samuel Di Carmine, anche perché la Turris, che arriverà al Massimino, è una squadra in crisi di risultati dopo lo splendido avvio di torneo e con il tecnico Caneo sulla graticola. Sicuramente non sarà una partita semplice, come in questo girone non ce ne sono di partite semplici che hai già vinto prima di giocare, e anche noi dal nostro canto dobbiamo riprendere un certo tipo di discorso, quindi sarà una partita molto scoppiettante. La sensazione è che si affrontino due squadre che sicuramente avranno una spiccata offensività. Insomma, la trappola è dietro l'angolo e Lucarelli lo sa bene, ma le sue sensazioni della settimana sono state positive. Lucarelli quindi dovrebbe andare verso la conferma del 4-3-3, al massimo un 4-2-3-1 che non snaturi del tutto quello che è stato il Catania sinora, magari con qualche novità in mezzo al campo e con Lucarelli che ha individuato in Chiricò l'uomo che può dare il cambio di marcia. Sicuramente mi aspetto delle cose diverse da lui rispetto a quelle che gli ho visto fare in queste partite, sicuramente non solo per colpa sua, perché probabilmente la squadra ha trovato rifugio mentale nella scaricare la patata bollente a Chiricò.
E si continuerà a parlare di sport su Telecolor. Alle 20:45 andrà in onda preview della nostra anteprima sportiva del weekend condotta da Marco Carli. Oggi nel corso della trasmissione un'intervista in esclusiva con Lucarelli prima del match con la Turris. Le ultime notizie sulla partita di domani, sull'impegno del Messina e sulla gara della Saturnia in Superlega di pallavolo con Milano. Preview dunque vi aspetta questa sera alle 20:45. E adesso è proprio tutto. Grazie per averci seguito, buona serata.